Eder. Mech. Pallister. Analisi di una bottiglia in plastica con tappo a vite e beccuccio di colore rosso. Esito. Misto biologico parziale relativo ad almeno 2 contributori, non sufficienti però per confronti. Analisi di tracce presenti su 2 spezzoni di cordino. Esito. Misto biologico parziale ad almeno 2 contributori, potenzialmente valide per confronti su una traccia e non valido per confronti, ma ugualmente presente su altre 2. Prelievi subunguali in mano destra della vittima. Esito. Misto biologico parziale a 2 contributori su 2 tracce con la traccia di Liliana predominante. Analisi su un paio di slip neri marca OVS. Esito. Misto biologico parziale relativo a 2 contributori su ben 2 tracce, con quella di Liliana predominante. Analisi su una canottiera rosa OVS. Esito. Misto biologico parziale relativo ad almeno 2 contributori, tracce non valide però per confronti. Alle ore 11:34 del 5 marzo 2022, all'interno della vettura Fiat Cubo intestata ed in uso a Visintin Sebastiano, viene registrata una conversazione tra quest'ultimo e la giornalista della trasmissione televisiva Quarto Grado Chiara Ingrosso. Nel corso della conversazione Visintin parla del contenuto degli hard disk consegnati a Gramegna Giuseppe affermando che, sicuramente, lui e la moglie saranno andati a curiosare il loro contenuto. Visintin aggiunge, altresì, che negli hard disk erano presenti solo robe di lui e Liliana. La giornalista annuisce affermando che, effettivamente, se ci fosse stato qualcosa di compromettente, avrebbe potuto buttare tutto nel mare per non farsi scoprire. Alle ore 12:04 del 5 marzo 2022, all'interno della vettura Fiat Cubo intestata ed in uso a Visintin Sebastiano, viene registrata una conversazione tra quest'ultimo e la giornalista della trasmissione televisiva Quarto Grado Chiara Ingrosso. Nel corso della conversazione Visintin le racconta che, nell'anno 1991-1992, non ricordava con precisione, Liliana era rimasta incinta, poi abortendo, verosimilmente da parte di Sterpin Claudio. Visintin affermava, altresì, che, molto probabilmente, quest'ultimo non era a conoscenza di questo fatto. Nel prosieguo della conversazione, la giornalista lo incalza chiedendogli come mai questa cosa non l'avesse ancora detta al proprio avvocato e l'uomo le risponde perché voleva che restasse solo un segreto di Liliana e della Ingrosso. Le dichiarazioni rese da un'amica di Liliana, identificata come Ilaria, hanno fatto apparire contraddittorio uno dei plurimi racconti del Visintin Sebastiano. La donna, infatti, ha riferito che nella giornata del 14 o del 15 dicembre 2021 o comunque in una delle prime volte in cui si era sentita reciprocamente al telefono con Visintin per scambiarsi novità sulla scomparsa della donna. Alla sua richiesta se avesse controllato cosa mancasse da casa, quest'ultimo le aveva risposto che Liliana aveva lasciato il portafoglio e che mancava solo la carta di credito. Tale particolare, però, come accennato poc'anzi, non trova riscontro con quanto dichiarato dall'uomo il quale, ricordiamolo, ha sempre sostenuto che la moglie aveva lasciato a casa solo i telefoni cellulari, manifestando, altresì, stupore allorquando, in data 23 dicembre 2021, personale di questa squadra mobile aveva rinvenuto la borsa della donna con all'interno il portafoglio nell'armadio in camera da letto. Analogamente, anche le dichiarazioni rese da Roberto, dirigente della società di atletica citato dallo Sterpin Claudio quale soggetto a conoscenza della sua relazione con la Resinovic Liliana, hanno trovato solo parziale riscontro. Egli, infatti,
Ha dichiarato di essersi stato a conoscenza che lo Sterpin frequentasse l'ex sede della società con una donna, ma di non sapere che si trattasse proprio della Resinovic Liliana. In esito alle dichiarazioni rese da Visintin Sebastiano, attraverso le quali aveva affermato che la Resinovic Liliana era rimasta incinta agli inizi degli anni 90 ma che non sapeva indicare da parte di chi, sono state acquisite 2 cartelle cliniche che attestano come, nell'agosto 1985 e nel gennaio 1992, la donna abbia effettivamente interrotto volontariamente le proprie gravidanze. Ecco il diligente impegno di Sebastiano Visintin nel suo egregio studio laboratorio. Se avete capito bene, di seguito riportiamo i dettagli dell'assiduo lavoro di Sebastiano Visintin nel suo stimabile egregio studio laboratorio di via Donadoni. 10 dicembre 2021. Arrivo, 9:35 minuti e 48 secondi. Uscita, 10:03 minuti e 45 secondi. Totale, 27 minuti e 57 secondi. Arrivo, 11:47 minuti e 26 secondi. Uscita, 12:32 minuti e 23 secondi. Totale, 44 minuti e 57 secondi. Arrivo, 15:06 minuti e 12 secondi. Uscita, 15:18 minuti e 08 secondi. Totale, 11 minuti e 56 secondi. Tempo totale, 1 ora, 24 minuti e 50 secondi. 13 dicembre 2021. Arrivo, 9:14 minuti e 27 secondi. Uscita, 9:30 minuti e 27 secondi. Totale, 16 minuti. Tempo totale, 16 minuti. 14 dicembre 2021. Arrivo, 9:12 minuti e 23 secondi. Uscita, 9:20 minuti e 20 secondi. Totale, 7 minuti e 57 secondi. Arrivo, 12:10 minuti e 48 secondi. Uscita, 12:26 minuti e 48 secondi. Totale, 16 minuti. Arrivo, 15:13 minuti e 47 secondi. Uscita, 15:43 minuti e 53 secondi. Totale, 30 minuti e 6 secondi. Tempo totale, 54 minuti e 3 secondi. 16 dicembre 2021. Arrivo, 8:56 minuti e 33 secondi. Uscita, 9:12 minuti e 33 secondi. Totale, 16 minuti. Arrivo, 11:07 minuti e 38 secondi. Uscita, 11:55 minuti e 27 secondi. Totale, 47 minuti e 49 secondi. Arrivo, 14:10 minuti e 26 secondi. Uscita, 15:09 minuti e 46 secondi. Totale, 59 minuti e 20 secondi. Tempo totale, 2 ore, 3 minuti e 9 secondi. 17 dicembre 2021. Arrivo, 10:12 minuti e 05 secondi. Uscita, 10:22 minuti e 11 secondi. Totale, 10 minuti e 6 secondi. Arrivo, 14:39 minuti e 35 secondi. Uscita, 17:25 minuti e 58 secondi. Totale, 2 ore, 46 minuti e 23 secondi. Tempo totale, 2 ore, 56 minuti e 29 secondi. 18 dicembre 2021. Arrivo, 13:47 minuti e 22 secondi. Uscita, 14:04 minuti e 24 secondi. Totale, 17 minuti e 2 secondi.
Tempo totale, 17 minuti e 2 secondi. 19 dicembre 2021. Arrivo, 15:38 minuti e 09 secondi. Uscita, 16:09 minuti e 23 secondi. Totale, 31 minuti e 14 secondi. Tempo totale, 31 minuti e 14 secondi. 20 dicembre 2021. Arrivo, 7:51 minuti e 17 secondi. Uscita, 11:1 minuto e 06 secondi. Totale, 3 ore, 9 minuti e 49 secondi. Arrivo, 12:19 minuti e 17 secondi. Uscita, 12:31 minuti e 14 secondi. Totale, 11 minuti e 57 secondi. Arrivo, 14:20 minuti e 59 secondi. Uscita, 15:19 minuti e 21 secondi. Totale, 58 minuti e 22 secondi. Tempo totale, 4 ore, 20 minuti e 8 secondi. 21 dicembre 2021. Arrivo, 9:05 minuti e 42 secondi. Uscita, 13:31 minuti e 31 secondi. Totale, 4 ore, 25 minuti e 49 secondi. Arrivo, 14:51 minuti e 29 secondi. Uscita, 15:07 minuti e 30 secondi. Totale, 16 minuti e 1 secondo. Tempo totale, 4 ore, 41 minuti e 50 secondi. 22 dicembre 2021. Arrivo, 8:32 minuti e 38 secondi. Uscita, 10:49 minuti e 12 secondi. Totale, 2 ore, 16 minuti e 34 secondi. Arrivo, 12:16 minuti e 23 secondi. Uscita, 14:36 minuti e 08 secondi. Totale, 2 ore, 19 minuti e 4 secondi. Totale delle ore passate nel mese di dicembre da Sebastiano nell'egregio studio laboratorio, 21 ore, 55 minuti e 53 secondi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.